Una tenuta murata in un'isola della laguna veneziana recuperata, un antico vitigno autoctono ritrovato. A Mazzorbo apre Venissa. All'inaugurazione è andato Curzio Pettenò. Qua quando vedremo l'uva veramente? Quest'anno sarà la prima vendemmia, il 2010 sarà la prima vendemmia di questi 20.000 metri, di cui 10.000 a vigneto, di Dorona, questo antico vitigno veneziano che abbiamo recuperato. Un vigneto in un'isola della laguna di Venezia, Mazzorbo, a ridosso di Murano. Un'opera di recupero di un'antica tenuta murata con tanto di storico campanile. Nasce Venissa, festa di inaugurazione per quest'oasi di natura, piacere e buon gusto, in un'area che il Comune ha concesso al progetto di una serie di associazioni enti sotto la sigla Venti di Venezia. C'è un ristorante, un ostello con 6 stanze, una sala eventi e poi il terreno con il vitigno dove ha investito la famiglia Bisiol. Dal Cartizze Prosecco che producono sulle colline trevigiane alla riscoperta di un antico vitigno autoctono della laguna veneziana. Se ne produrranno solo 8.000 bottiglie. Ogni tanto qui scompare la vite ed è qui bellissima questa sfida tra il mare e la terra. C'è anche l'orto e un'acquacoltura, se ne occupano i pensionati del posto. I carciofi, una cosa l'altra che coltiviamo noi, no? Poi se li mangia lei o... No, mi immagino. Un progetto che punta anche a rivitalizzare la laguna dal punto di vista turistico e non solo. Una Venezia di terra, immersa nei silenzi delle lagune, che regala emozioni straordinarie. Alla salute.